sono i componenti dell'associazione culturale Bogues Aqui Terra. La sede è Perfugas, ma loro arrivano da diverse località, adesso scopriremo insieme da dove. Intanto li applaudiamo, eccoli qua. Qualche secondo, dicevo, perché ne abbiamo bisogno, in quanto con la fisarmonica e la chitarra adesso voi intonerete il canto sardo tradizionale. Ovviamente gli organizzatori hanno voluto che tutte le forme espressive della nostra tradizione fossero presenti e rappresentate in questa circostanza, quindi anche il canto antico accompagnato dalla chitarra e dalla fisarmonica trova il suo giusto spazio, grazie a un'associazione che da diversi anni porta avanti un discorso non solo legato a questa tipologia, al modulo che adesso ascolteremo, ma anche al canto corale, al ballo, ai suoni della nostra isola, con una ricerca attenta, con una difesa per appunto salvaguardare e valorizzare le nostre espressioni e la nostra tradizione. Vi presento i protagonisti, anche perché le voci sono tre, a cominciare dall'usinese Leonardo Spina. Un'altra voce, quella di Giuseppe Colombino, lui gioca in casa, da Sassari. E poi da Semestene Stefano Soggiu. A destra del palco, in una posizione insolita, perché Giuseppe lo sa, solitamente uno sta a destra e uno a sinistra dei cantadores, e si ritrovano loro. In questo caso Giuseppe Cubedo ha abbandonato momentaneamente l'organetto per intrecciare i suoni della chitarra, e a lui si affiancherà Antonello Marras da Cheremule, quindi un applauso al nostro chitarrista. Insieme accompagneranno alcuni mutos e poi una sorpresa in finale. Tutti hanno a disposizione 6 minuti, qua probabilmente sforeremo di 1 minuto o 2 proprio per dare compiutezza alla loro proposta. Quindi un applauso, Bogues Aqui Terra, associazione culturale.
Vi ringraziamo per averci regalato questo scorcio di tradizione, perché c'è qualcosa che non va. Ancora un applauso, che forte, forte.